Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. (178.769 abitanti). Affacciato sul mare, nello stretto di Messina, con la Sicilia davanti agli occhi e la Calabria intera dietro le spalle. Grande Reggio è la parola che si usa oggi per identificare il territorio esteso della città di Reggio Calabria, che si adagia di fronte al mare, certo, ma che nel suo secolare sforzo di espansione è giunta quasi ad abbracciare tutta la costa. È come se la Calabria, con i suoi monti, con il suo entroterra pieno di ulivi, venisse attirata dalla punta, come una calamita, schiacciata verso il mare, che rende così la città Reggio l'epicentro della vita provinciale. Dentro l'area metropolitana di Reggio si può passare dagli 0 metri sul livello del mare fino ai 1800, sulle cime dell'Aspromonte, che guardano le spalle alla città. Un punto unico su tutto lo scacchiere geografico e culturale europeo. Un punto d'incontro tra la terraferma, le isole e il mare. Un importante nodo culturale tra nord e sud, tra oriente e occidente. E infine anche una terra baciata dalla dea bendata che le ha portate in dono acque abbondanti, un clima mite e l'inconfondibile profumo del bergamotto. Lo stretto, Scilla e Cariddi, il terremoto, la seconda guerra mondiale, i Normanni e gli Aragonesi, Palazzo Zerbi, il teatro comunale, i bronzi di Riace, l'Aspromonte, la cattedrale, i biscotti all'anice, la cernia al pomodoro piccante e, ovviamente, la Regina. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Reggio Calabria. Questo è Tutto il calcio, provincia per provincia. Uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove, pezzo dopo pezzo, andremo a ricostruire la geografia calcistica d'Italia, alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese, e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo. Fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. Estate del 2006. L'Italia di Lippi batte agli ottavi del Mondiale di Germania una coriacea Australia grazie a un rigore di Francesco Totti, assegnato per un fallo su Fabio Grosso, che sinceramente è un po' così così. Il terzino è lanciato a tutta velocità verso la linea di fondo, sul lato sinistro dell'area, sterzata, scivolata improvvida del difensore australiano e una caduta in grande stile. Il 90° era già scoccato. E la botta di Totti, uno che a quel mondiale non doveva neppure esserci a causa di un terribile infortunio patito contro l'Empoli pochi mesi prima, ci chiude definitivamente i bagagli. Si va avanti. Nelle ore successive alla vittoria, l'Italia del pallone è in preda a una sbornia allegra, fatta di previsione, di formazione e di riflessione sui massimi sistemi, su come fare a battere i prossimi avversari. L'Ucraina di Shevchenko. Molto più a sud, però, il clima è tutt'altro che disteso. Lo scandalo di Calciopoli ha investito il paese, ridefinendone la geografia calcistica, forse per sempre. Retrocessioni, penalizzazioni, squadre smembrate e scudetti in odore di revoca. Nel turbinio, misto di chiacchiere e di fatti, ci è finita anche la regina, del presidente Lillo Foti. Ma facciamo un salto indietro. Sul campo, la stagione precedente si era conclusa con il 13° posto. Una salvezza mediamente tranquilla, con la magica soglia dei 40 punti, la storica quota salvezza, raggiunta con largo anticipo rispetto alle dirette concorrenti. Concorrenti tra le quali trova spazio anche il Messina, la nemesi storica dei calabresi, che con Reggio condivide la vita sullo stretto appartenuto a Scilla e Cariddi. L'altra squadra dello stretto, comunque, visse un'annata molto più complicata. La Regina è una semi-novità per la massima serie. Dopo la fondazione, datata 1914, come riportato anche nel nome ufficiale degli Amaranto, in tanti anni di storia si è destreggiata solo tra le serie minori,
centrando la primissima storica promozione in A solo nella stagione 98-99. Alla guida del club erano arrivate le risorse e le idee di Lillo Foti, che di Reggio è un nativo e un innamorato, e grazie ad acquisti oculati e continuità dirigenziale, quella dei reggini non sarà solo una bolla. Dopo un paio di stagioni di assestamento, condite anche da una retrocessione con successiva e immediata ripromozione, gli uomini di questo lato dello stretto terranno la squadra in Serie A per ben 7 stagioni consecutive. In 3 di queste, in panchina, c'era Walter Mazzarri, un toscano di poche parole e tanti fatti, che dopo aver riportato il suo Livorno in Serie A ha deciso di far fagotto ed esportare la sua tigna e sua chioma fluente in riva allo stretto. 10° posto nel 2004-2005, massimo risultato nella storia della Reggina, condito anche da un bel gioco e dalla proverbiale cattiveria mazzarriana. Una squadra costruita intorno ad un centrocampista brasiliano che di nome faceva Mozart, ma che suonava le percussioni meglio di come non suonasse i fiati. Intorno a Shunsuke Nakamura, trequartista mancino, il primo giapponese di sempre a fare gol in Champions League, poi diventato un'icona con la maglia del Celtic di Glasgow. E intorno a Nick Amoruso, bomber con la valigia, che ritroviamo spesso nel nostro viaggio nella storia del calcio provinciale italiano. Quindi, una banda di grandi bucanieri con a capo Valterone, capitano di brigata. Uno stadio, il Granillo, traboccante di passione e 2 ottimi campionati appena conclusi. Ed è qui che Calciopoli ci mette lo zampino e noi possiamo tornare all'estate del 2006 e al mondiale che gli azzurri vinceranno in Germania. Mentre la nazionale vive il sogno di tutto un paese, la giustizia sportiva italiana fa il suo corso e la Reggina finisce nel gruppone delle squadre penalizzate. Meno 15. Meno 15 punti per iniziare il campionato. È una mazzata. Per i giornalisti equivale in pratica ad una retrocessione d'ufficio, perché per salvarsi, ora, di punti sul campo ne servirebbero 55, che è una quota semiproibitiva. La prima amichevole della stagione è addirittura Reggina-Real Madrid, e mentre i Blancos scendono in campo con Beckham, Raul e Robinho, le duali scelte da Mazzarri per il suo 3-5-2 sono Mesto a destra e Modesto a sinistra. Mesto a destra e Modesto a sinistra. Mesto e Modesto, che con i loro nomi diventano quasi un manifesto ideologico dell'umiltà e dei piedi per terra predicati da Mazzarri per la sua Reggina, qualità che saranno fondamentali per cercare un'impresa disperata in campionato. La sconfitta solo per 1-0 con il Real fa alzare qualche sopracciglio di stupore, ma la sconfitta pochi giorni dopo, contro la Cisco Roma, regolarmente iscritta al campionato di C2, rimette i dubbi nella testa di tutti. Partire dal basso è molto complesso. Iniziare a fare qualcosa in apnea, senza aria nel petto per respirare sereni, è un segno di tenacia e di forza. Ti tempra. E da quelle parti, a Reggio, di tempra e di testa sott'acqua ne sanno un bel po'. Per esempio, nell'estate del 1972, il 16 agosto per l'esattezza, un giovane sub-dilettante di nome Stefano si immerse tra le onde dello Ionio, dalle parti di Riace Marina. A un certo punto il suo sguardo fu attratto da qualcosa che spuntava laggiù, a oltre 8 metri di profondità, visibilmente incastrato sotto a sabbia e roccia. Era un braccio. Il braccio sinistro di un'opera senza tempo, costruita, si dice, più di 2500 anni fa. In una semplice immersione, Stefano aveva scoperto una statua di bronzo, dalle proporzioni gigantesche e apparentemente ben conservata. Vennero i sommozzatori, che la ripulirono dai detriti e la riportarono in superficie, a rivedere il sole, negatole da chissà quanto tempo. Trovarono anche la seconda di statua e le ribattezzarono per loro e per l'umanità intera i bronzi di Riace. I bronzi di Riace. Dopo averli restaurati, grazie anche al centro di restauro della Toscana, i due sono finalmente tornati a casa per essere esposti, prima al Palazzo della Regione, dedicato al filosofo e teologo di stilo Tommaso Campanella, e poi al Museo di Reggio Calabria, dove sono tuttora esposti nella loro bellezza antica, protetti da una base di marmo antisismica e da una stanza completamente asettica. Perché spesso, per fare qualcosa di grande, la forza di volontà non basta, serve averne una visione precisa, e quando la testa finisce sotto l'acqua e manca l'ossigeno, è quanto mai difficile restare lucidi. Ma i reggini sono uomini duri, caparbi,
capaci dal profumo di un'idea di tirar fuori qualcosa di cui la gente parlerà per sempre. Come il terremoto del 1908, tra i più forti mai registrati al mondo, che distrusse la città, ma che non impedì ai suoi abitanti di ricostruirla più grande e più forte. Come bronzi di Riace, scoperti quasi per caso e poi tirati su, e ripuliti come regalo al mondo dopo un'apnea lunga secoli. O come la salvezza impossibile della regina di Mazzarri, partita con 15 punti meno degli altri e risalita coi gomiti e con le unghie fino in cima per respirare l'aria pulita della Serie A. Quella stagione fu un'emozione unica. Molti giocatori decisero di cambiare squadra prima dell'inizio, spaventati da un'impresa considerata impossibile. Ma Mazzarri si rimboccò le maniche, vietò ai giocatori di comprare e leggere i giornali fino a che non sarebbero arrivati a quota zero, annullando la penalizzazione, e fece vivere a tutta Reggio un'annata da ricordare. La partenza non è sprint, ma la squadra di Mazzarri è un diesel, che con i ritocchi di gennaio, il piccolo fantasista Pasquale Foggia su tutti, tiene un ritmo da Europa. Il fantasista napoletano risulterà essere il perfetto assist man per la coppia del gol Amaranto, Amoruso e Rolando Bianchi, quarto e quinti nella classifica marcatori, vinta proprio da quel Totti del rigore contro l'Australia dell'inizio della nostra storia. All'ultima giornata si decide tutto. Al Granillo arriva il Milan, fresco campione d'Europa, che schiera Pirlo, che Reggio la conosce molto bene, Ronaldo, Gattuso, Inzaghi, Maldini e altri numerosi mamma santissima. Ma la storia è già scritta e per la regina è previsto il lieto fine. Il 2-0 finale corona una stagione pazzesca. Il Catania batte il Chievo e condanna i gialloblu che a inizio stagione avevano partecipato ai preliminari di Champions alla Serie B. Il Siena batte la Lazio in casa, il Parma passeggia sull'Empoli. Così, sul lungomare di Reggio Calabria, possono partire i caroselli per la salvezza più incredibile di sempre. Reggio Calabria, abbiamo detto, è luogo d'incontro tra 1000 culture e tra 1000 geografie, che segnano un punto sulla mappa, che è diverso da qualsiasi altra cosa vista prima. La Magna Grecia, i Romani, e poi i Saraceni, e dopo ancora Napoleone, che qui mise il suo quartier generale, e infine gli americani e gli inglesi, che la liberarono pur pagando un grande prezzo. Qui la storia è cultura, e la cultura è storia. E il calcio ha fatto, in epoche recenti, la propria parte, perché le cose belle costano fatica, sacrifici e a volte per raggiungerle bisogna partire con la testa sotto l'acqua, di rincorsa, senza perdersi di animo mai. Questo è Tutto il calcio provincia per provincia, il nostro viaggio sulla DeLorean per le strade calcistiche d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi, solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.